Io sto qua, che mi dovete dire? Come vedete sto scrivendo, non posso parlare con voi. Aspettate i comodi miei. Aspettiamo. Sì, aspettate. Eh. Dunque, Bertolini. Dunque, qua è nato un fatto nuovo. Io sono stato vittima di un furto, mi hanno rubato il biglietto. Ma avete fatto rubare il biglietto? E che se sono così pazzi? Ma Ferdinand, voi con questa calma me lo dite, sono 4 milioni! Perché vi arrabbiate? Hanno rubato a me, non a voi che c'è? Ma vanno a rubare i soldi miei, a un Ferdinand! I soldatori, Ma... i soldatori, non dire sta parola, i soldi suoi. Adesso facciamo in questo modo, siccome non posso andare in galera per un imbecille come voi, sono padre di famiglia, e poi deve finire sta storia e basta, sono stanco. Questa carta che io ho preparato, questa dichiarazione, la copiate di calligrafia vostra e la firmate. No, io senza il mio avvocato non firmo niente. No, tu firmi. Non firmo. Tu firmi. Non firmo. Ti scassa Non la seggia firmo. in faccia, capito? No. Guarda chi legge pure la seggia. Ferdinand, parliamo con calma, Andiamo calma. No. Voi avete detto che vi hanno rubato il biglietto, è vero che lo avete perduto. Io non ci credo come non ci crederà nessuno nel quartiere. Come vedete tengo il coltello dalla parte del manico. Facciamo così, fatemi sposare Stella, tirate fuori il biglietto da dove l'avete nascosto e i soldi restano in famiglia. Che? Io ho biglietto non tengo, non ce l'ho, non tengo biglietti. Ma pure se io tenessi, no uno, ma 100 biglietti, a mia figlia non te la faccio sposare, non da piglio. Tu puoi vincere i terni e le quaderne, ma le figlie degli altri non te le puoi. Ferdinand, voi siete un tipo classico, ma Siamo da capo, mannaggia! Vai, mira noi!